Il logotipo di tensioni è un elastico, quindi le due estremità della scritta, la T e la I, si tendono, si avvicinano e si allontanano proprio perché sono mosse appunto da una forza che le distanzia e le riavvicina. Di fatto succede questo: questa scritta subisce una deformazione, una tensione, una forza che la porta a allontanarsi e poi a riavvicinarsi. Questo succede a ogni edizione, quindi questo elastico, questa linea in costante movimento, in costante deformazione, è il contenitore, il pretesto che ci aiuta ad alloggiare di edizione in edizione un visual differente. Per l'edizione 2020 questo elastico, questa linea si svolge, si allontana e lascia, c'è dello spazio a un intervento tipografico in cui abbiamo fratturato il logotipo, abbiamo preso ogni singolo glifo che compone la parola e abbiamo scelto di dare a ogni lettera una posizione indefinita. Non ci sono delle aree, delle situazioni stabili, le lettere non si siedono in un posto solo ma continuano a oscillare, a vibrare, a non trovare una posizione, una geografia precisa.